Quarta contro terza della classe al Grondona di Pontedecimo. Per l'ultimo turno del girone d'andata di seconda categoria Girone C si affrontano Pontedecimo e San Giovanni Battista. Padroni di casa a quota 21 punti alla ricerca di una vittoria per avvicinare proprio i diretti avversari di oggi a +7 in classifica. Il tutto in un clima infuocato dai tifosi granata. Il primo squillo del match arriva all'8° minuto. Balestrero pesca con un lancio in verticale Riva che conclude addosso al portiere ospite Pittaluga. Al quarto d'ora doppia chance di tiro per Giuliana. Sul secondo tentativo giunge ancora Riva, che però non riesce ad inquadrare lo specchio. San Giovanni Battista reagisce un minuto dopo con il gran tiro di Ossuto che non sorprende Corsini. Alla metà del secondo tempo Riva viene visto tra le linee e mandato a rete. L'attaccante questa volta non sbaglia, ma viene segnalato un fuorigioco che andiamo a verificare attraverso le nostre immagini. Al minuto 27 è causa ad impensierire Corsini con questa punizione laterale. L'ultima occasione arriva per il Pontedecimo in modo fortuito, con questo rimpallo nell'area piccola che richiede l'intervento a bloccare di Pittaluga. Nella ripresa il Pontedecimo si fa vedere al 56esimo. Montermini si inserisce bene nell'area ospite e tocca, ma non basta, per centrare lo specchio. Il San Giovanni Battista risponde con questo cross di Sadichi che scodella per la testa di Ossuto, pallone fuori. Si tratta però del preludio al vantaggio ospite. Al 65esimo Causa, battitore di tutti i calci piazzati dei gialloblu, batte una punizione dalla sinistra, traiettoria pericolosa su cui Ruberto è il più veloce di tutti e può insaccare l'1-0. Per il difensore centrale è il primo gol in stagione. Il Pontedecimo reagisce con un forcing negli ultimi 20 minuti di partita. Prima Caselli va di poco alto con questa punizione. Poi Montecucco appena entrato va a colpire di testa, ma non viene centrato lo specchio. Il San Giovanni Battista in ripartenza prova a fare male con la profondità di De Montis, pallone messo in area e girato di poco alto da Adragna. Al 92esimo il Pontedecimo trova il gol del pareggio facendo esplodere il pubblico di casa. Pasti mette in mezzo dalla sinistra, Papillo a centro area con una bellissima girata riesce ad anticipare tutti e infilare all'angolino il gol che vale il definitivo 1-1. Finisce così al Grondona. Gli equilibri in campo e in classifica tra Pontedecimo e San Giovanni Battista rimangono invariati.